Colletti bianchi contro tute blu. In fabbrica alla Fincantieri di Marghera fa caldo. La temperatura è salita per il piano degli orari proposto dall'azienda. 6 giorni di lavoro di 6 ore oppure 5 giorni da 7 ore più 5 al sabato. Meno pause, mensa a fine turno e busta paga ridotta per l'azzeramento degli straordinari. La FIOM critica, non firma e viene a sua volta criticata da 140 lavoratori non operai. In una lettera inviata alle segreterie nazionali dei metalmeccanici, al sindaco e alla provincia di Venezia, i firmatari vogliono che si arrivi invece presto alla firma dell'accordo proposto dalla dirigenza. In ballo, dicono, c'è la certezza del posto di lavoro e definiscono grave e anacronistico l'atteggiamento del sindacato, incapace, è scritto, di una lettura al passo con i tempi. Un attacco senza precedenti. Io credo che ognuno di noi può avere opinioni diverse. Io credo però che questo sia un gravissimo errore da parte di alcuni impiegati. Sia un gravissimo errore perché questa situazione rischia di essere strumentalizzata anche dall'azienda stessa. E stanno tentando molto probabilmente inconsapevolmente di mettere una parte del cantiere contro l'altra per interessi diversi. È vero, abbiamo alzato un muro perché per noi è una cosa che è inaccettabile. Cioè, non potete dirmi che per salvare i cantieri bisogna fare il 6x6. Su un cantiere che ha sempre lavorato, ci sono ditte che lavorano qua, fanno il 12x7 perché stanno lavorando a ciclo continuo praticamente, vengono da noi dipendenti Fincantieri a dire salve il 6x6. La proposta della Fincantieri, sostiene la FIOM, può andare bene in altri stabilimenti del gruppo che per anni non hanno avuto commesse, come Castellammare di Stabia, Ancona e Palermo, ma a Marghera, che di lavoro ne ha, non ha senso. Qui, dicono i metalmeccanici, l'azienda dovrebbe invece investire per migliorare una fabbrica vecchia, ma dalle grandi capacità produttive. Per il resto siamo disponibili al confronto, purché l'azienda voglia sentirci. Aprire un'avvertenza, insomma, che ha la finalità di cancellare il ruolo negoziale della RSU e di liberalizzare gli orari, è sbagliato. Non c'è divisione tra lavoratori. La Fincantieri tenta evidentemente di alimentarla, ma la stragrande maggioranza dei lavoratori sta sostenendo le proposte che unitariamente il sindacato ha messo in campo. Certo, ci sarebbe una discussione da fare, questa sì dovrebbe coinvolgere il governo.